Benvenuti a una nuova puntata dello speciale Elezioni regionali 2025. Questa sera negli studi di Verona Network abbiamo Marco Andreoli. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Partiamo da lei è un consigliere regionale uscente, partiamo dai punti cardine, diciamo, del suo percorso politico, come è arrivato in consiglio regionale. Sono stato eletto 5 anni fa nella lista della Lega e è stato un risultato abbastanza sorprendente perché non ero estremamente conosciuto dappertutto, se non altro a Negrà, sicuramente Valpolicella, un po' in città, ma nel resto del territorio meno. Il risultato fu abbastanza importante, insomma 3.200 preferenze, in una campagna elettorale anche quella molto breve perché durò un mese. Seppi della mia candidatura 30 giorni prima del voto praticamente, quindi eravamo nel mezzo della pandemia, peraltro una campagna particolare. Situazione sì, molto difficile, poi c'era la campagna in agosto perché si votò a settembre, quindi molto molto strana, la ricordo così, è stata difficile per me come anche per gli altri colleghi chiaramente. E niente, siamo qui adesso a riprovarci in un altro partito. Ecco, appunto, qualche mese fa c'è stato il passaggio a Fratelli d'Italia. Come mai questa scelta, insomma, non facile, seppure nell'ambito del centrodestra? Sì, i motivi sono tanti, li ho già detti, ecco. Si sentiva che un po' i miei giorni in Lega fossero finiti, non mi sono trovato d'accordo su tante cose e non vedevo margini di cambiamento, ecco, e ho preferito, senza fare troppo rumore, senza dare fastidio a nessuno, togliere disturbo e fare una scelta che a livello di ideali io considero grosso modo paritaria, perché sui grandi temi sono due partiti, Lega e Fratelli d'Italia, che pensano e dicono le stesse cose. C'è il tema dell'autonomia, ecco, che sicuramente per la Lega è stata una grande bandiera, lo è ancora giustamente, ma posso assicurare che anche per gli esponenti di Fratelli d'Italia del Veneto c'è questo stesso sentimento, quindi si porta avanti la stessa idea anche se in un altro partito. Ecco, queste saranno elezioni particolari perché sono al termine di 15 anni del governo Zaia, un momento particolare per il Veneto. Questi 15 anni, luci, ombre, cosa è andato, cosa poteva andare meglio secondo lei? Ma allora sì, in Veneto cambiamo il presidente molto raramente, perché 2 volte in 30 anni è qualcosa di notevole. E Luca Zaia, a cui voglio anche personalmente bene perché ho avuto la fortuna di conoscerlo in questi anni, ha raggiunto un picco di consenso di quasi 78%, che è qualcosa di incredibile, di irripetibile, e quindi va dato il merito a lui per quello che ha fatto, per quello che ha saputo trasmettere a tutti i cittadini veneti, perché l'hanno votato veramente cittadini di tutte le estrazioni, di tutte le ideologie possibili. Ecco, e quindi si chiude, come è anche giusto che sia, un percorso, perché nulla dura per sempre. Nelle nostre vite è anche giusto ripartire con nuove motivazioni, nuove persone. Lui farà senz'altro benissimo in qualsiasi altro ruolo verrà messo, non ho dubbi. Sicuramente negli ultimi anni, nei 5 almeno che ho vissuto io, si vedeva un pochettino di ordinaria amministrazione, ecco, forse si era perso il fuoco, no, la passione per le grandi decisioni, per le grandi battaglie. E una su tutte, secondo me, è la sanità, che è quella che mi preoccupa di più, sulla quale bisogna sicuramente nella prossima legislatura, se ci sarò io, se no chi ci sarà, prendere delle decisioni di petto importanti per cambiare il sistema della medicina del territorio, soprattutto perché così com'è non sta funzionando al massimo. Ecco, entriamo proprio nei temi della campagna elettorale. Sanità e sociale sono sicuramente due temi che molti candidati toccano, perché toccano tutti i cittadini da vicino. Partiamo proprio dalla sanità territoriale, che è anche a quello una delle critiche maggiori che si fanno alla giunta uscente. Cosa bisogna migliorare secondo lei? Allora, ad oggi la medicina del territorio, quindi i cosiddetti medici di medicina generale o medici di base, non riescono a fare abbastanza filtro per le strutture ospedaliere, nel senso che le persone poi si riversano al pronto soccorso, 3 su 4 sono accessi in codice bianco, codice verde. Questo ci dice che erano persone che dovevano essere intercettate prima, che dovevano essere seguite e risolte prima, ma questo non si riesce a fare. Mancano medici, lo sappiamo, non mancano solo a noi, però mancano anche all'estero,
dove sono organizzati in maniera un po' diversa. Ecco, è necessario anche guardare cosa fanno gli altri che raggiungono risultati migliori. La strada penso che sia quella di aggregare i medici di base, pediatri, con personale infermieristico, di segreteria, strumentazioni adeguate, no? Per esempio ecografie, radiografie, elettrocardiogrammi, analisi del sangue, piccole medicazioni, per fare, e poi tanta telemedicina, tanta intelligenza artificiale, tanta possibilità che c'è già oggi e in molti paesi viene utilizzata di seguire i pazienti cronici da casa, quindi le persone anziane, gli ipertesi, i diabetici, gli oncologici, eccetera, eccetera, di modo che si dia una risposta che tu trovi sempre qualcuno, perché dalle 8 della mattina alle 8 della sera, in 2 turni da 6 ore, ci sono i medici di base. Se il tuo va in ferie, va in vacanza perché, poveretto, ha una famiglia anche lui, vuole passare il tempo libero anche lui, tu trovi comunque i suoi colleghi, eccetera, in guardia medica per la notte, in modo che ci sia sempre una risposta. Altrimenti questa situazione che c'è adesso, di mancata aggregazione, porta ad avere anche l'ambulatorio chiuso tante volte, e quindi cosa fa giustamente un cittadino? Non trova il medico di base, si va in ospedale, ci andrei anch'io, chiaramente. Ecco, ha citato appunto quando non funziona la medicina del territorio, il cittadino ovviamente si riversa nel pronto soccorso che però, lo sappiamo, ha criticità, insomma mancano medici, a volte ci sono delle situazioni estreme di anche violenza, qui come si può agire? Esatto, i temi, le cose che non vanno sono molte, perché l'ho detto anche altre volte, c'è anche un trattamento nei confronti del personale medico, infermieristico, sanitario in senso generale, che non è adeguato dal punto di vista economico, il trattamento economico, e ieri è stato annunciato che sono stati stanziati 2,4 miliardi in più dal governo per aumentare i stipendi, 5 miliardi sono stati messi l'anno scorso. Bisognerebbe fare di più, però i conti pubblici lo sappiamo come sono, è sempre difficile farli quadrare, abbiamo ancora l'indebitamento al superbonus, però non è possibile che i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari siano pagati così poco, perché se si fa un raffronto con le altre categorie, con gli altri lavoratori, sono pagati poco, e questo cosa porta? Che scelgono di andare a lavorare all'estero, scelgono di andare nel privato o sotto cooperative, o non scelgono di fare quel percorso di studi lì perché non è conveniente. In più vengono anche in molti casi maltrattati, perché c'è una frustrazione generale per questi pronti soccorsi magari iperaffollati, per cui qualche persona ogni tanto dà di matto e finisce per aggredire il personale. Queste sono cose inaccettabili, perché se arriviamo a dover avere il braccialetto anti-aggressioni come è stato presentato dall'US 9, vuol dire che dobbiamo anche tutti farci un grande esame di coscienza e dobbiamo fare una campagna di sensibilizzazione informativa per rispettare la figura del medico, che è il lavoro più importante del mondo, il lavoro più importante di tutti, e dobbiamo averne rispetto e ringraziare per quello che fanno, perché sotto il Covid erano degli eroi per tutti, poi ce lo siamo dimenticati un po' in fretta, e la frittata si è girata in maniera veramente, veramente negativa nei loro confronti, e di questo mi dispiace molto. Un altro tema, sempre riguardante la sanità, di cui spesso c'è stato un balletto con i numeri, è quello delle visite, delle liste d'attesa per le visite. Anche qui è complicato, è una questione molto complicata in cui però bisogna mettere mano. Sì, l'altro grande problema sono appunto le liste d'attesa lunghe e il ricorso al privato per accelerare i tempi, che anche questo è una sconfitta. Io ho letto un po' di dati, si capisce che ci sono una marea di visite prescritte, spesso anche non necessarie, perché un medico di base oggi non ha tutte quelle attrezzature che dicevo prima per effettuare una diagnosi di massima, non è collegato telematicamente, telefonicamente col reparto specialistico dell'ospedale più vicino, e quindi finisce per prescrivere anche esami che non servono. E se invece ci fosse questo filtro prima, se ne prescriverebbero di meno. E poi manca un centro unico di prenotazione che allacci sia le strutture pubbliche che quelle private convenzionate, come Negrale Peschiera, e quindi non sempre viene data al cittadino la proposta realmente migliore sul territorio, no? La prima data utile vera sul territorio, perché non c'è un unico centro di prenotazione. Ma poi ci sono altre cose che dobbiamo implementare: il fascicolo sanitario elettronico, avere la nostra storia clinica su un'app, tutte le visite, tutte le operazioni che abbiamo fatto in qualunque struttura del Veneto
dobbiamo arrivare ad averle con tutti i referti del caso consultabili dal telefono immediatamente. Quindi c'è troppa pressione sugli ospedali perché appunto anche i medici di base, come dicevo prima, hanno anche paura di sottovalutare un problema perché poi altrimenti vengono aggrediti, denunciati e allora prescrivono di tutto. Poi curiamo anche molte persone che non sono venete, che arrivano da fuori e il dato più significativo è quello dell'ospedale di Negrar che ha il 31% dei pazienti che arrivano da fuori Veneto. Qualche anno fa era il 24%, quindi siamo passati da un quarto a un terzo e si capisce che quindi anche l'allungamento delle liste d'attesa è dovuta anche a questo. Noi curiamo tutti, le porte sono aperte per tutti, però dobbiamo fare in modo che almeno i cittadini veneti e veronesi in questo caso possano anche avere un po' la priorità su chi non vive qui, perché sennò è un po' una beffa. L'assessorato alla salute alla sanità e al sociale negli ultimi anni in Veneto è stato unito nella stessa persona. C'è chi, sia dalla maggioranza che dall'opposizione in realtà, dice forse sarebbe meglio dividerlo. Lei cosa ne pensa? Penso che sia assolutamente necessario, anche perché sono sempre state divise queste due materie, come anche l'agricoltura e il turismo, che sono state accorpate nell'ultimo mandato, ma sono sempre state divise. Sanità e sociale sono argomenti, ognuno dei due, talmente ampi, talmente grandi, che vanno seguiti notte e giorno su quella che è una nazione, di fatto, perché il Veneto ha 5 milioni di abitanti, ha più abitanti di molti paesi europei, e anche vicini a noi, e quindi pensare di sdoppiare, tornare ad avere 10 assessori, considerando che la Lombardia ne ha 16, non mi sembra che si possa definire un'esagerazione o una volontà di creare posti per più persone. Mi sembra abbastanza logico, abbastanza il minimo indispensabile per seguire bene queste materie, e soprattutto la sanità, perché è la più importante di tutte. Ecco, negli ultimi 5 anni appunto lei è stato anche in Commissione Agricoltura, invece su questo cosa può dire il Veneto, cosa si può fare di meglio? Il più grande, l'agricoltura di problemi ne ha tanti. Io sono stato presidente di commissione in questi anni e ne ho visti accadere moltissime, soprattutto le calamità naturali. Siamo a parlare soprattutto di quelle perché sono delle vere mazzate per i nostri imprenditori, per le nostre aziende, perché perdono tante volte, come è successo anche qualche settimana fa tra Belfiore e San Bonifacio, nella zona dei frutteti, si perde non solo il raccolto di un anno, ma si perde tutta l'azienda praticamente, perché poi a reimpiantare e ripristinare gli alberi che siano in grado di produrre passano anni. Non è come un seminativo, no, che è stagionale e poi lo togli, i problemi non esistono. Cioè, ci sono alcune colture che veramente richiedono anni e anni di attesa prima che diano i loro frutti, e vederle spazzate via da un evento atmosferico senza che ci sia mai una vera copertura economica per andare a ristorarli, e che purtroppo le assicurazioni, ammesso che coprano questi eventi, chiedono cifre insostenibili, e purtroppo stiamo assistendo a questi eventi ormai frequentissimi dappertutto in Italia ogni anno, quindi non sono neanche più considerati eventi eccezionali ma quasi ricorrenti, e vi lascio immaginare quanti miliardi, decine di miliardi di euro all'anno dovrebbero essere stanziati solo per ristorare chi ha avuto questi danni. Non si riesce a farlo oggi perché la coperta è corta, e questo è un grandissimo dispiacere. Un luogo comune dice che Verona sia un po' dimenticata in Veneto rispetto alla zona orientale, Padova, Treviso, Venezia. È un luogo comune o c'è un fondo di realtà? No, c'è un fondo di realtà, perché io anche sui cartelloni elettorali ho usato un paio di slogan di questo tipo, più Veneto, più Verona in Veneto, e anche Verona in Veneto, perché è una sveglia che voglio dare ai miei concittadini veronesi, perché Verona è lontana chilometricamente, e questa lontananza chilometrica si legge anche un po' in un disinteresse delle faccende regionali, perché comunque l'unica provincia dove non esce il giornale del Veneto, che è il Gazzettino, che parla della politica regionali con molte pagine, è la provincia di Verona. Non esce più da decenni perché non lo comprava nessuno, perché l'argomento non interessa molto. Sulla stampa locale se ne parla quello che bisogna parlare, una pagina, sì e no, scarsa, e quindi si sa poco. Quando c'è un bando per assumere personale a Venezia, negli uffici non partecipano veronesi perché non è appetibile, è troppo distante, quindi
i veronesi cercano lavoro più vicino a casa e quindi succede che in tutti gli uffici ci sono veneziani, padovani, trevigiani, forse qualche vicentino, ma di sicuro non veronesi o rarissimi veronesi, ecco, si contano sulle dita di una mano, ecco, su migliaia di dipendenti. Quindi non c'è una conoscenza del territorio neanche da parte degli uffici e anche questo non aiuta. Quindi vorrei più interesse, più partecipazione anche nostra, che ci siamo sempre fatti un po' gli affari nostri, ci siamo sempre arrangiati. E poi, fatemelo dire in chiusura, è anche una provincia un po' invidiata Verona, perché comunque ha un benessere, una collocazione geografica, un paesaggio meraviglioso, flussi turistici e prodotti d'eccellenza che ci invidiano, e le altre province, ecco, sì, ci guardano come se noi avessimo già abbastanza e non avessimo bisogno di altro, invece non è così. Allora grazie Marco Andreoli per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, buona serata. Si chiude questa puntata dello speciale elezioni regionali 2025, vi ringrazio per averci seguito, vi invito a continuare a seguirci qui su Radio Adige TV, ma ovviamente anche sugli altri nostri canali del gruppo Verona Network, che è il nostro quotidiano digitale daily che arriva ogni sera via email e via WhatsApp ed è gratuito. Grazie ancora e buon proseguimento.